Oggi scade il termine ultimo per l'iscrizione della squadra e tranne clamorose novità dell'ultima ora l'Akragas è destinata ad uscire di scena ancora una volta dal pianeta calcio, quello che conta. La Serie D dopo la retrocessione, anche se fuori dall'orbita del professionismo, è pur sempre una vetrina di prestigio, ma i conti non tornano, gli iraniani che avevano manifestato la volontà di rilevare il club non arrivano e così i titoli di coda cominciano inesorabilmente a scorrere per l'amarezza del popolo bianco-azzurro. Nelle scorse ore un gruppo di sostenitori ha espresso tutta la delusione puntando l'indice contro il presidente. Sui muri esterni dello stadio e Seneto sono comparse scritte eloquenti: Alessi, vattene, meritiamo rispetto, e poi ancora meglio radiati che svergognati. È una sorta di risposta all'ultimatum del presidente in carica. Alessi, attraverso un comunicato stampa, aveva annunciato di essere disponibile a iscrivere la squadra nel campionato di Serie D e garantire un supporto con un contratto di sponsorizzazione a condizione che la holding iraniana, da tempo in trattativa con la dirigenza, desse un segnale concreto di voler concludere l'acquisizione. Ma al di là del fermento, dell'indignazione della tifoseria, il dato di fatto triste e drammatico dal punto di vista sportivo è che al suo appello nessuno ha ancora risposto. Da qui l'inevitabile e ingloriosa fine, l'ennesima di un progetto decollato sulle ali delle ambizioni e miserevolmente naufragato nel mare dell'indifferenza.